Insieme al tempo, un'associazione che manda in frantumi il Ponte dell'Immacolata. Turismo e vacanze invernali alla prima vera prova danno segni inequivocabili. Secondo le stime si metteranno in viaggio 5 milioni e mezzo di italiani, anche se per una notte sola e nella maggior parte dei casi ospiti a casa di amici. Insomma, si aprono più le porte domestiche di quelle degli hotel, dove le prenotazioni arrivano quasi tutte dall'estero. Le prenotazioni maggiori vengono dall'estero. Sono ottimisti anche per quel che riguarda il Natale, ci sono parecchie prenotazioni, però estero. Le prenotazioni in albergo segnano una ripresa rispetto allo scorso anno, con buoni risultati anche nel periodo tra Natale e Capodanno. In Veneto la meta più gettonata è la montagna, ma sulle Dolomiti fa ancora troppo caldo e così, se non è la crisi, è il clima a ritardare la partenza della stagione sciistica, che decolla solo a Cortina, dove per l'Immacolata le piste saranno già aperte. Ma se sulla perla delle Dolomiti, prima della crisi, gli italiani erano l'80%, oggi non arrivano al 50%. Insomma, il timido raggio di sole che illumina il turismo non bacia i veneti, che rimarranno a casa, accontentandosi di una gita a portata di budget familiare dove possibile, perché nella maggior parte dei casi, sia per gli italiani che per gli immigrati trapiantati a nord-est, la parola d'ordine è risparmiare. Ecco, questo sì, questo sì. Sì, potrei anche andarci, però preferisco magari spendere in un altro modo, questo sì. In Ucraina adesso c'è la guerra, è meglio che lavoro e mando qualcosa a casa per mantenere la famiglia. No, rimango a casa perché devo stare a casa. Meglio risparmiare? Sì, meglio risparmiare. Ormai non c'è più niente da fare, in montagna non si può andare ma ci sono soldi, la disoccupazione cresce e cosa dobbiamo fare noi? Andare a rubare, no?